con Luca Guolo per parlare della tragedia di Crans-Montana in Svizzera. Tu hai appena rinnovato un locale con tutti i canoni ignifughi importanti, fuori onda ci spiegavi quante lacci e lacciuoli ci sono in Italia. Una tragedia di questo tipo, secondo te, poteva succedere in Italia o è stata una fatalità che potrebbe succedere anche da noi? Ma secondo me sì, appunto è una fatalità, è la tempesta perfetta che da un fiammifero può scoppiare un incendio importante. Anche qui Bengala lì di fatto non sono niente, però messi in condizioni critiche possono creare un disastro come è successo, poi che sia in Italia che sia in Svizzera. Cambia poco, insomma. Ecco, tu ci dicevi che quando hai rinnovato il locale, ricordiamo che l'hai aperto praticamente a ottobre. Una delle spese più grosse è stato di far tutto ignifugo, pavimenti, soffitti, mobili, mobilio, eccetera. E quindi sembrerebbe che con questi parametri in Italia dovrebbe essere quasi impossibile una tragedia di questo tipo. Però, per contro, ci spiegavi che guarda che se un locale ha una licenza vecchia di 50 anni, i parametri per la sicurezza non sono gli stessi di quelli tuoi che hai fatto. Quindi se tu hai preteso da me che ho acquistato un locale storico però con licenza decaduta, dunque ho dovuto fare una licenza totalmente nuova e mi impegno, devo seguire tutti i parametri aggiornati al 2025 diciamo, 2026, sì, lo devo fare. Altrimenti, se io acquistavo un locale con la licenza presente, datata, che ne so, del 2000 o addirittura degli anni 80, potevo mantenere bene o male quello che era il verdetto della Commissione di Pubblico Spettacolo dell'epoca, che non è assolutamente quella dei giorni nostri. Con l'esperienza che abbiamo visto negli anni è cresciuta la sicurezza. Quindi quello che non trovo giusto, che questo sarà anche sicuramente per la Svizzera, che molto probabilmente aveva una licenza o degli aggiornamenti che non sono stati controllati in virtù di un permesso già di aprire le porte. Quindi è questo il problema. Uno non è che deve pretendere che i locali con licenza vecchia devono chiudere, assolutamente no, però dargli un tempo per, che ne so, 2 mesi, 3 mesi, oppure il periodo, nel caso mio, nel periodo estivo, guarda, la prossima stagione se devi aprire devi avere tutto aggiornato con i parametri nuovi. Questo penso che sia logico per una sicurezza che vale per tutti, non solo per chi investe adesso, ma per chi continua a lavorare da 20, 30, 40 anni, non lo so. Ecco, guardiamo sullo specifico. Guardiamo, il pavimento è completamente ignifugo. Ignifugo. Il soffitto completamente ignifugo, quindi questo anche implica una spesa ulteriore. La spesa più importante è l'impianto elettrico. L'impianto elettrico, per dirti, c'è un consumo molto minore rispetto agli anni 2000, agli anni 90, con i LED c'è un consumo minore e quindi anche un minore rischio su riscaldamento molto più basso. Una semplice lampadina LED con 2 fili minuscoli hanno un avvolgimento di 8, 9, 10 mm, perché in caso di incendio l'impianto deve reagire anche come illuminazione di sicurezza, deve resistere per 15 minuti, 20 minuti, adesso non ricordo. Quindi tutto questo ha un costo molto incisivo nella ricostruzione di un ambiente pubblico. Ecco, ci dicevi che gli stessi parametri devono essere su tutti i mobili del mobilio, per esempio. Certo, ecco qua. È necessaria la certificazione. Quindi anche sì, appunto la poltrona che sembra, cioè la poltrona, questa è una palla di fuoco se prende fuoco, quindi deve essere tutto immatricolato uno per uno con i parametri che la legge vigente esige, obbliga, esatto. Quindi qua siamo in una sala di registrazione, esatto. Assorbenza. Hanno accusato questi pannelli per essere
Ecco, si accusavano appunto i pannelli fonoassorbenti che erano anche una delle cause. Sono vietate da noi queste? No, i pannelli fonoassorbenti ci devono essere negli ambienti appunto rumorosi, però gli stessi, della stessa forma, dello stesso formato, devono avere parametri REI 102, 103, adesso non ricordo il numero esatto, quindi alla prova dell'accendino non devono prendere fuoco. Ce ne sono di tutti i prezzi, parliamo da una scala che va da 1 a 10, magari l'effetto fonoassorbente è lo stesso, però a contatto con il fuoco devono reagire in maniera negativa, insomma. Ecco, ti faccio l'ultima domanda. Quanto è difficile in questo momento qua fare l'imprenditore dello spettacolo? Beh, questo è un altro argomento. No, perché però si sposa sul fatto che l'acido, accioli, parametri, non parametri, non uguali per tutti, come ci ha accennato lei, nel senso che uno ha una licenza vecchia, non ha le stesse difficoltà, gli stessi protocolli da seguire rispetto a uno che c'è la licenza nuova. Certo. Quindi quanto è difficile e quanto appunto aprire, investire nel nuovo è difficilissimo, cioè è un onere molto oneroso, tutto costa talmente tanto, tutto, che investire centinaia, migliaia di euro diventa un po' dubbioso con quello che è l'offerta poi di spettacolo a cui le persone che vogliono entrare devono trovarsi, insomma, ecco. È molto, oggi come oggi, ieri abbiamo la notizia che ha chiuso anche la storica discoteca Nord-Est, insomma 50 anni di storia, perché tutto costa tanto e spesso i costi non sono adeguati a quello che è un mantenimento familiare, insomma, cioè il guadagno fondamentalmente. Il guadagno, esatto. Secondo lei in percentuali quanti sono i locali che non sono così, che possono prevenire eventuali incidenti come quello di Cras Montana? Ma io penso che ad oggi siamo a, che ne so, su 10 locali effettivamente che seguono le regole, sono aggiornati alle nuove regole, ci sarà 20%, 30%. Sì. Quindi l'80% potrebbe avere rischi importanti. Poi, al di là di tutto può succedere, come abbiamo visto anche in Ancona 10 anni fa, che è successo quel disastro in quella discoteca, quella bomboletta e peperoncino. Poi bisogna vedere anche le vie di fuga. Si prova a vedere quante vie di fuga ha questo locale, e bisogna vedere altri locali se sono in sicurezza, anche solo. Può succedere di tutto, anche l'imprevisto, l'imprevedibile, no? Può capitare, però nel caso di evacuazione, che questa è la cosa più importante, è quello che è successo in Svizzera, era proprio la mancanza di via di fuga, e questa è una cosa importante che anche molto semplice da adottare, voglio dire, è immediata. Se uno decide domani no, le vie di fuga devono coprire, che ne so, il 50% di tutta l'area, si può agire in maniera anche immediata. Qui ne abbiamo, guarda, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in 1000 metri quadri. Luca, ti ringrazio, grazie anche per questo lancio che ci hai dato, che secondo te almeno l'80% non hanno una sicurezza secondo i protocolli di questo momento. Sì, ma anche le persone stesse, i clienti devono essere consapevoli, cioè ok le luci buie, ok gli effetti e tutto, però secondo me è importante quando si entra a capire se succede qualcosa, come è messo il locale, gli estintori ci sono dappertutto, l'aggiornamento. Sì, è anche una responsabilità di chi viene dentro, secondo me, deve essere consapevole del locale dove sta andando. Poi adesso, oggi c'è anche la moda che un bar fa discoteca, un ristorante fa discoteca, ma effettivamente sono predisposti per masse importanti. Per raccogliere centinaia di persone. Esatto.